Amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Buonasera a tutti. Questa sera siamo a Salgareda. Siamo alla quarta festa d'autunno per le vie di Salgareda. Con noi Diego Brugnerotto, neopresidente della Proloco. Ben ritrovato Diego, congratulazioni per la nuova nomina nella continuità della Proloco e si va avanti con questa bellissima festa. Sicuramente sì. La festa è quella che dà il sale a tutte le cose e noi qui ne abbiamo bisogno. Quali sono due weekend ricchi di eventi? Sì, esattamente, abbiamo fatto il primo weekend con una serata per tutte le associazioni di Salgareda che ha riscosso un notevole successo. Poi abbiamo fatto una serata come questa sera, una serata di ballo, e anche lì veramente è stata una serata molto sentita dalla gente. Diciamo che la gente è contenta di venire in questa struttura perché si trova bene. Il mangiare è buono, la compagnia è ottima e di conseguenza la gente ci viene volentieri. Domenica abbiamo fatto una domenica diversa, completamente diversa dalle solite. Abbiamo fatto la festa in piazza e le attrazioni erano moltissime. Cominciare dal trenino, avevamo il trenino per i bambini e per gli adulti, poi avevamo i cani, i Bovaro Bernese, che con il loro lungo pelo e la loro stazza trainavano i carrettini. In questo weekend invece abbiamo la serata, venerdì tradizionale serata del pesce, sabato invece serata griglia, costa, salsiccia eccetera, petto di pollo, quelle cose lì, e la stessa cosa vale per domenica. Dimenticavo, lunedì è stata un'altra serata di festa, abbiamo fatto la cena di San Martino e anche lì abbiamo portato le pietanze caratteristiche dei nostri luoghi. Festa che è nata come festa di ringraziamento, ormai sono 21 anni e parte all'inizio con proprio l'apertura della festa agli anziani. Quindi noi organizziamo serate per gli anziani, per i giovani, e stiamo preparando anche una sorpresa per Natale che vi aspetteremo. Una specie di villaggio natalizio. Sarà per noi un piacere essere qui. Sì, esatto, però intanto parliamo di questa festa di ringraziamento, festa d'autunno, ovviamente con serate a tema. Questa sera invece è molto bella, secondo me, la serata del pesce, però importante perché è inserito all'interno la festa dei diciottenni. Abbiamo invitato i diciottenni di Salgareda che diventano diciottenni nel 2024, regaleremo un portachiavi da parte dell'amministrazione comunale, ma anche un importante testo sulla Costituzione italiana. Sì, la Proloco non sono io, purtroppo io sono solo quello che traina un po', che è davanti, che viene spinto dalla massa che c'è dietro. Guaia se non ci fossero i nostri volontari, perché le feste che facciamo sono molte. Se non ci fossero i nostri volontari non si potrebbe fare niente. E abbiamo visto tantissimi giovanissimi. Sì. Quindi un orgoglio anche per la Proloco riuscire a tirare su tutte queste leve. Sì, è molto importante riuscire ad avere un ricambio generazionale, perché noi con i capelli bianchi è ora che andiamo fuori di piedi. Però un po' alla volta ci andremo, Intanto facciamo il passaggio di testimone. Sicuramente. Venite a finire se questa sera qualcuno ce la fa venire, o se no sabato e domenica siamo ancora qui. Poi vi ricordo che comunque ci sono i nostri territori, le nostre cantine da visitare, e vi invito a partecipare a tutti gli eventi di Salgareda. Allora, le prossime manifestazioni che sono in programma è l'accensione dell'albero di Natale e verrà fatto il 13, il 14 e il 15 di dicembre. Saranno le casette di Natale in piazza e niente, poi insomma ci sarà qualcosa anche di diverso
avremo anche i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, di San Silvestro. Poi dopo, come sempre, lo dico a ruota, avremo il pane vin con il falò costruito dagli alpini, le cazzette per tutti quanti i bambini, la befana, la pizza, i brulè e niente. Questi sono gli appuntamenti prossimi.